Eccoci rientrati amici dopo la sigla qui in piazza Marconi nel cuore di Valdobbiadene per questa edizione dell'antica fiera di San Gregorio. Noi siamo insieme a Luciano Fregonese che è il sindaco di Valdobbiadene. Allora, il giovane sindaco di Valdobbiadene, una giornata meravigliosa, un'edizione baciata dal sole, sindaco. Sì, certo, buongiorno a tutti. Una giornata stupenda, non la ricordavo da anni, una giornata così bella. Insomma, siamo fortunati, ma la fortuna premia, no? Premia chi lavora, chi ha dedicato tanto tempo, non solo l'amministrazione comunale, devo ringraziare tutti gli organizzatori, in particolare Tonello che da anni veramente si prodiga in maniera eccezionale. Ringrazio tutti gli espositori, abbiamo oltre 150 bancarelle, oltre 100 espositori di attrezzature agricole, più di 20 produttori di piccole produzioni locali dalle malghe, una forte presenza di pubblico. Oggi pomeriggio credo che ci sarà il pienone. Allora sindaco, ricordiamo ancora una volta che ci segue da casa che cos'è questo grande contenitore, questa grande vetrina? San Gregorio è una antica fiera dell'agricoltura, è nata, diciamo, non ci sono ricordi di quale sia stata l'origine, ma è nata inizialmente come una fiera bovina del bestiame, poi trasformatasi sempre più in fiera specifica dei prodotti enologici e prodotti dall'attività agricola. Insomma, Valdobbiadene è rinomato in tutto il mondo per il prosecco DOCG superiore e in questo spazio trova una vetrina, devo dire, non solo a livello locale, provinciale e regionale, ma anche oltre. Ci sono molte presenze anche di stranieri per questa manifestazione. Noi quest'anno abbiamo voluto introdurre in maniera significativa il tema dell'innovazione tecnologica nell'agricoltura, quindi dal disarbo meccanico a nuovi metodi per il controllo e il monitoraggio del territorio attraverso i droni e tecnologie nell'utilizzo in maniera ridotta e controllata dei prodotti fitosanitari a bassa deriva. L'abbiamo fatto perché Valdobbiadene, proprio grazie al suo nome e al suo prodotto rinomato in tutto il mondo, è una fiera di riferimento per la categoria e quindi è giusto che siamo di esempio a livello mondiale. Abbiamo poi consolidato quello che è la presenza appunto le piccole produzioni locali. Il nostro territorio, ricordiamoci, non è solo Valdobbiadene di OCG, ma va dal Piave al Monte Cesen. Abbiamo una bellissima montagna, delle produzioni lattiero-caseare rinomate e importantissime e piccole produzioni legate al miele, caratteristiche del territorio di una bontà infinita che vogliamo, proprio grazie al motore trainante del Valdobbiadene di OCG, vogliamo mostrare a tutto il mondo anche queste realtà tipiche della pedemontana, della Marca trevigiana e del Veneto. Ringraziamo il sindaco di Valdobbiadene. Qui questa mattina abbiamo visto un parterre interessante in piazza Marconi, tra cui il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Presidente, possiamo parlare dell'antica fiera? Non manca mai lei a questa edizione, a questa inaugurazione? Io non manco mai a tutte le fiere dove posso andarci, visto e considerato che sono tante, ma lo faccio per estremo rispetto nei confronti di quei cittadini che lavorano, perché le fiere in Veneto sono il significato di quanto forte sia il volontariato del Veneto e per cui cerco sempre di essere presente. Il sindaco ha manifestato, come dire, la difficoltà di questo patto di stabilità. A volte i sindaci, i comuni si sostituiscono allo Stato, a volte anche all'Europa. Sì, i sindaci, i comuni, la regione, visto e considerato che noi come regione abbiamo 1.312 milioni bloccati dal patto di stabilità, ovvero, spiegandolo bene, abbiamo questi soldi in conto corrente in banca, ma lo Stato non ci lascia spenderli per pagare le fatture ai nostri fornitori e questo è grave. E chiudiamo qui questo nostro primo intervento da Valdobbiadene insieme al vicepresidente della cantina di Valdoca. Diamo il benvenuto al signor Danilo Bronca. Allora, signor Danilo, in che modo la cantina di Valdoca è coinvolta in questa fiera di San Gregorio? Sì, certamente, siamo nel territorio, chiaramente rappresentiamo la maggior parte dei produttori di Valdobbiadene e credo che essere presenti sia quasi un dovere. Qui oggi tra i protagonisti della giornata c'è anche naturalmente il prosecco di OCG. Sicuramente credo che sia la piazza più indicata per dire queste cose. Valdobbiadene da sempre è sintomo di qualità e credo che si debba continuare. Perfetto.
Grazie al vicepresidente della cantiera di Valdoca, grazie, piccola pausa qui da Valdobbiadene, ma rientriamo tra pochissimo. Adesso vi parliamo però di bonifica.